erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza. Fece scandalo una volta per una rissa alla quale partecipò con dei giovanotti in una strada popolare di Roma, fece scandalo per una poesia dedicata a un papa, fece scandalo per certi film, fu accusato di vilipendio e fu perfino portato in corte d'assise per una rapina. Conversando con lui una volta mi disse con amarezza: potrei scrivere un libro bianco sui miei rapporti con la giustizia italiana, sulle accuse, le sentenze, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe. Sono stato processato, mi disse, per una rapina di 2000 lire e mi hanno descritto nascosto dietro un cappello nero, con guanti naturalmente di colore nero e armato di una pistola caricata con pallottole d'oro. Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia, 1971. Va ora in onda Aria fritta, Vaticano, fatti nostri e varia umanità, con Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di RPL, questa è Aria Fritta Estate, siamo in trasmissione dal Bar di Melo, quello a Sant'Onofrio all'uscita dell'autostrada, stasera 100 lire, 3 canzoni e la puntata dedicata al 1984-85 e naturalmente c'era questo bellentazzo degli Wham, Careless Whisper e insomma qua si stavano dilettando un pochino a ballare sto lento molto appassionante perché insomma siamo quasi nell'ombelico degli anni 80. Il 1984 è un anno nel quale succedono alcune cose. Intanto è l'anno delle Olimpiadi di Los Angeles che vedono il boicottaggio da parte dei paesi comunisti, così come quasi tutti i paesi occidentali, se si eccettua l'Italia e qualche altro pugno di paesi, hanno fatto nei confronti di Mosca 1980. Il 1984 quindi è anche l'anno, oltre che delle Olimpiadi di Los Angeles con quest'ultimo boicottaggio, poi dall'88 in poi con Seoul finalmente tutto il mondo tornerà a celebrare il grande rito dello sport tutti insieme. È anche l'anno in cui in Italia esce un film che è destinato a restare nella storia. Questo qui. Sono mezzo figlio dei migranti.
quel film è chiaramente l'allenatore nel pallone con Lino Banfi, Gigi Andrea e Camillo Milli nella parte del presidente della Longobarda, Licini e Lentini nella parte della moglie del presidente. Lei è licenziato, lo sa, e lei è un cornuto, lo sa. E poi la Bizona, il 555, Aristoteles e Maracanã e poi soprattutto su tutti lui, Nils Lidolm, ciao Canà. Self-control. E allora, visto che c'è bisogno di self-control, ce l'abbiamo con RAF 1984 con noi. È venuto a trovarci l'immenso Pierluigi Pellegrin direttamente dal punto politico. Pelle, tu che cosa ricordi degli anni Ottanta? La fondamentale scoperta del tequila boom boom. E niente, quest'uomo è un genio, c'è poco da fare. Il 1984 è l'anno in cui, per esempio, arriva un nuovo computer sulle scrivanie di tutte. Il 22 gennaio nasce il Macintosh, viene presentato dall'Apple con una pubblicità che è rimasta nella storia, ispirata a 1984 di Orwell, con questa atleta che lancia questo martello contro il grande fratello, ovviamente metaforicamente l'IBM, e poi la pubblicità che dice il 22 gennaio del 1984 l'Apple vi spiegherà perché 1984, il 1984 non è 1984, cioè il romanzo di Orwell. È un tempo in cui le cose cambiano. A febbraio ci sarà di Albano e Romina, vince Sanremo, muore il segretario del PQS Yuri Andropov in Unione Sovietica, che a sua volta nell'82 ha preso il posto di Brezhnev. È l'anno del concordato riformato dagli accordi di Villa Madama, firmato da Bettino Craxi, presidente del Consiglio, e il cardinale Casaroli. E poi ancora il 12 di aprile nasce la Lega Lombarda in quel di Milano, mentre invece nel corso dell'estate tutti quanti se ne vanno a ballare con un pezzo che è destinato a spopolare, di un musicista che faceva lo sperimentatore di nuovi generi ispirato comunque ai Pink Floyd e che per sua stessa ammissione, per una puttanata, è rimasto nella leggenda. Stiamo parlando di Sandy Martin con People from Ibiza.
L'11 giugno a Padova è morto Enrico Berlinguer, il 7 giugno stava tenendo un comizio. Insomma, è morto l'11 di giugno. Pertini, il presidente della Repubblica, che è andato a vegliarlo e seguirlo all'ospedale, lo riporta con l'aereo presidenziale giù a Roma, dove ci sarà il funerale con quasi 2 milioni di persone. Nel frattempo, però, la televisione cambia. Perché? Perché per la prima volta ci si occupa seriamente di mafia in televisione. Con cosa? Con uno sceneggiato che vedrà esplodere la figura di Michele Placido nei panni del commissario Cattani. La piovra, musicata da Ennio Morricone. Con la piovra la mafia cambia perché non è più Coppola e Lupara, si comincia a parlare di quello che dei giovani magistrati a Palermo riuniti in un pool cominciano a investigare tutta la Pizza Connection, lo spaccio di droga. È l'anno in cui Tommaso Buscetta viene estradato in Italia, nel 1986, dopo i lunghi interrogatori rilasciati a Giovanni Falcone, si terrà il maxi processo e le cose non saranno più le stesse per la mafia. Nel frattempo però si continua a ballare, e con che cosa balliamo? Con un pezzo di Michael Sembello, Maniac. Nel 1984 non è soltanto questa. A settembre il mostro di Firenze torna a uccidere e non si saprà, almeno si arriverà a qualche verità giudiziaria in merito anni e anni dopo, ma i delitti continueranno nel corso degli anni Ottanta. Il 20 di ottobre Bettino Craxi, che è tornato d'urgenza da Londra da un vertice internazionale con Margaret Thatcher, promulga il decreto Berlusconi perché i pretori hanno momentaneamente bloccato la programmazione delle reti Fininvest. Verrà poi nel 90 la legge Mammì, che si occuperà della trasmissione nell'etere radio-televisivo. E siamo al giro di boa, perché il 3 di dicembre a Bhopal in India una fuga di isocianato di metile da una fabbrica della multinazionale Union Carbide fa qualcosa come 2000 morti e decine di migliaia di intossicati. Ma il 23 dicembre in Italia il Natale viene sporcato di sangue. È la strage del Rapido 904, con la bomba che scoppia nella grande galleria dell'Appennino, 16 morti e 267 feriti.
Il 1984 si chiude nella tristezza. Giriamo l'angolo, giriamo pagina ed è il 1985. Anche il 1985 non è un anno facile. Perché? Perché il 29 di maggio succede questa cosa qui. Un'ora fa È la drammatica strage dell'Aisel nella finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool. La Juve vincerà poi 1-0 e ci saranno polemiche per anni a non finire sull'esultanza di Platini dopo quel gol. Bruno Pizzul promise all'inizio della trasmissione, con questi 39 morti e i tanti feriti lì a Bruxelles, al vecchio Aisel, promise di commentare la partita nel modo più asettico possibile. La televisione austriaca addirittura mandò in onda senza commento con la scritta: questo non è un incontro di calcio. Il 29 di aprile però la televisione cambiava ancora. Su Rai 2 nella fascia notturna nasceva la seconda serata con un programma condotto da Renzo Arbore. Il programma è Quelli della notte. Luciano Gelfi, quirinalista del TG2. Tu che cosa ti ricordi? Se penso al
Grazie a Luciano Gelfi. Pare tra l'altro che lo scherzone di Paolo Guzzanti fosse stato avallato da Giovanni Minoli come grande ispiratore. Chiudiamo la nostra trasmissione dicendo che le ruote della storia girano nel 1985, l'anno del sequestro dell'Achille Lauro e della trattativa con l'OLP, più la lunga notte di Sigonella, quando i carabinieri fronteggiano la Delta Force americana chiamata a intercettare l'aereo egiziano con il terrorista Abu Abbas che ha guidato il comando e ha gettato in mare dopo averlo ucciso l'ebreo americano Leonard Klinghoffer, vittima appunto di questo sequestro. Bettino Craxi la metterà giù così alla Camera. Quando Giuseppe Mazzini nella sua solitudine, nel suo esilio, si macerava nell'ideale dell'unità unita ed era nella disperazione di come affrontare il potere, lui, un uomo così nobile, così religioso, così idealista, concepiva e disegnava e progettava gli assassini politici. Questa è la verità della storia. E contestare a un movimento che voglia liberare il proprio paese da un'occupazione straniera la legittimità del ricorso alle armi significa andare contro alle leggi della storia. Io dico una cosa, io dico che l'OLP... Ecco, questo è il famoso momento in cui peraltro Andreotti passò e riempì il bicchiere dell'oratore. Andreotti era il ministro degli esteri e questo gesto fu considerato come un gesto di fiducia nei confronti di Craxi. Poi gli americani hanno ucciso Abu Abbas nel 2003 in Iran perché Reagan gliel'aveva promesso "You can run, but you can't hide". Potete correre, potete scappare, ma non vi potrete nascondere. La nostra trasmissione è finita qui, ci ritroviamo nel 1986-87. Che dire di più? La canzone d'amore con cui ci lasciamo è dei Simple Minds, Alive and Kicking. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, anche negli anni '80. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.